Continua la rubrica in compagnia di Ennio Furlan, conoscere le erbe spontanee. Lunedì di Pasquetta. Ci si ritrova sempre in molti qui e si approfitta sempre di raccogliere erbe nuove e soprattutto divertirsi un po' insieme, no? Sì, beh, Pasquetta si sa che si va a fare questa piccola mangiata, no? Perché a Pasqua ho l'impressione che tutti si sono ben riempiti, no? La pancia, ma a Pasquetta si usa dire andiamo a fare una camminata, e dopo Pasquetta più che mangiare è adatta alla raccolta proprio, no? E hai sempre gente che si aggrega, gente che vuol conoscere, gente Però ho visto oggi che comunque c'è l'anziano, ma ci sono anche i giovani, quindi c'è un riscontro anche da parte dei giovani a conoscere queste erbe. Beh, diciamo che è un discorso positivo, magari in queste giornate, non nella realtà quotidiana, perché c'è una carenza non indifferente. Qua ci dispiace, come tutti i gruppi micologici o diversi gruppi, vedo che ci dispiace perché mancano i giovani. Ho la vaga impressione che questo mondo moderno, internet, televisione, piercing, tutte queste cose qua straviano un po', ma la stessa scuola non ha l'occhio buono. Mi chiedo perché le scuole Di avvicinarsi a questo mondo. dovrebbero essere le prime quelle, no? Infatti è vero, soprattutto le scuole di cucina, no? Sì, ma dopo anche le scuole comuni, cioè le stesse elementari, no? Ma hanno dei cavilli burocratici che non possono portare fuori i bambini, non possono andare a fare pochi metri per vedere un orto urbano, cioè sono questi cavilli che non si sa se la causa sono i genitori, le istituzioni, cioè stiamo rovinando tutto, ecco, stiamo ingarbugliando sempre più tutto. È vero. Che non abbiamo bisogno di queste cose qua, no? No, è vero. Io ti ringrazio, Ennio, ci vediamo questa sera per un'altra puntata riguardante le erbe spontanee, e vi ricordo il mercoledì, questa sera mercoledì, su Caffè TV24 all'interno del TG del Friuli Venezia Giulia. Grazie a tutti. Salve.